Noi ci costituiamo per il danno ambientale, ci costituiamo per i danni che abbiamo subito e le spese che abbiamo fatto per gli screening, ci costituiamo per tutto quello che è accaduto. Ricordo che il danno ambientale che noi possiamo invocare è quello ante 2006, perché dopo il 2006 è a carico dello Stato. C'è il grande tema della bonifica, è una bonifica che compete alla società che è incaricata a fare la bonifica, diciamo, di prima fase, di seconda fase, quindi dell'emergenza e la successiva. Dopodiché noi abbiamo dal 26 aprile del 2019 fino al 31 dicembre 2019 l'impegno formale della società che deve provvedere a fare tutte le messe in sicurezza. Poi c'è la bonifica della parte terrosa della terra, dove ci sono anche i fabbricati, che è ancora più complessa. Noi abbiamo 3 milioni a disposizione, però chiediamo che venga nominato un commissario, visto che non è che possiamo andare lì a fare la bonifica. A noi tutti piacerebbe far così, però le cose vanno dette con la verità.